Buonasera e bentornati con le informazioni di Telefriuli. In apertura della nostra pagina del telegiornale, la sparatoria è venuta questa mattina a Trieste, al culmine di una violenta rissa scoppiata in centro città. Non ci sono morti, ma 2 persone sono in prognosi riservata. Dalle prime indicazioni si tratterebbe di un regolamento di conti. Riassumiamo l'intera vicenda in questo primo servizio della giornata. Mancavano pochi minuti alle 8 del mattino, un gruppo di operai, circa 7 persone, stava facendo colazione nel bar Carducci nell'omonima via centrale di Trieste, quando sono arrivate 2 auto e un furgone, a bordo verosimilmente 8 persone armate con sicuramente una pistola, forse 2, e spranghe. Hanno immediatamente aggredito i rivali. È scoppiato un parapiglia con urla, calci e colpi d'arma dal fuoco, circa una decina. Il tutto è durato diversi minuti con molte persone che si sono rifugiate nei bar della zona e nei locali commerciali aperti. Alla fine del parapiglia in 2 a bordo di un furgone sono scappati prima dell'arrivo della polizia, ma sono stati fermati all'Isert poco dopo in direzione Friuli. Sul posto anche il personale del 118 con numerose ambulanze. I feriti, secondo il bollettino dell'azienda sanitaria, sono 7, 2 operati d'urgenza e ora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, altri 3 in condizioni sempre gravi, tutti ricoverati all'ospedale di Cattinara. Gli ultimi 2, in condizioni buone, sono stati trasportati all'ospedale di Monfalcone. I coinvolti sono tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni e di origine kosovara, di sicuro gli aggressori, anche se non si esclude la presenza di cittadini albanesi. La spedizione sarebbe un regolamento di conti rispetto a un'altra violentissima rissa scoppiata poche settimane fa sempre a Trieste, ma in piazza Sansovino. Tutti i coinvolti operano nel campo dell'edilizia e là si stanno concentrando le indagini. E ora per gli ultimi aggiornamenti dovremmo avere in collegamento il nostro corrispondente da Trieste, Andrea Pierini, che ci dà tutte le notizie del caso. A te Andrea. Buonasera Davide, buonasera ovviamente ai telespettatori di Telefriuli. Come detto, gli aggiornamenti in questo momento sono soprattutto di carattere sanitario, infatti l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Esultina ha appena pochi minuti fa inviato il nuovo bollettino, confermato il numero di 7 pazienti, i 2 ricoverati a Monfalcone, uno presenta un trauma cranico ed è ancora in osservazione, verrà probabilmente dimesso domani, il secondo ha una ferita da proiettili alla gamba e verrà ovviamente ricoverato. Per quanto riguarda Cattinara, 4 in codice rosso, 1 in giallo, 1 è ricoverato in rianimazione fuori pericolo, 1 è sempre in rianimazione, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla milza, una frattura maxillofacciale in prognosi riservata. Poi c'è una persona ricoverata in medicina d'urgenza a cui è stato asportato un proiettile, è però vigile, e poi una persona è stata dimessa e infine un'altra persona in medicina d'urgenza con varie ferite, però anche lui vigile, quindi confermate le condizioni fuori pericolo, insomma non dovrebbero esserci persone in pericolo di vita in questo momento. Per quanto riguarda le indagini, sono complesse, gli inquirenti sperano anche attraverso le telecamere di riuscire a ricostruire tutta la vicenda. A breve, e questione potrebbe essere anche questa sera, subito potrebbero scattare i primi 2 fermi con l'accusa di tentato omicidio. Parliamo delle 2 persone che sono state fermate all'Isert mentre stavano verosimilmente scappando verso il Friuli. Per quanto riguarda invece il tavolo della sicurezza, lunedì il prefetto, anche su invito della regione Friuli Venezia Giulia, ha convocato un tavolo d'urgenza per fare il punto della situazione, in particolare perché queste bande preoccupano. In realtà, come anche detto nel servizio, non è un episodio nuovo che capita forse così a sorpresa, anzi c'era già stato qualche elemento. Il procuratore De Nicolo, che insomma ricordiamolo fino a pochi mesi fa era a Udine, ha parlato di un episodio che a Trieste di solito non si verifica e che ovviamente ha creato molto sconcerto. Ha parlato anche apertamente di denunce fra le 2 bande che sono state protagoniste di questa rissa. Non è ancora chiarissimo se sono entrambi kosovari e kosovari di origine albanese o albanese, anche se in questo momento la pista caratterizzata non è quella di questioni etniche ma quella di questioni economiche. Cosa è successo questa mattina? Lo vediamo anche in una delle testimonianze che abbiamo raccolto. Abbiamo sentito confusione, ma pensavamo alle impalcature. Io sono uscita, ho visto sull'altro marciapiede dei signori che correvano avanti e indietro, ma visto che non è mai successo niente, sempre persone molto gentili, educate, mai una parola, mai niente, ho detto stanno giocando, è uno scherzo. E basta, mi sono fermata sulla porta, dopodiché ho visto un ragazzo per terra, allora là mi sono impressionata, ho detto allora è successo qualcosa. C'era un signore, non so, non ho visto perché anche è lontano, con un aggeggio in mano che stava andando verso il ragazzo, sono svenuta, è corso fuori il cliente, mi ha messo con i piedi sul tavolo,
mi ha fatto un po' rinvenire e poi mi hanno portato dentro perché hanno sentito che sparavano. E altro io non so, certo piacevole non è sicuramente stato perché, cioè, dico, sono qua 33 anni e non è mai successo niente, ma neanche un bicchiere, una bottiglia, una parola, zero. Ovviamente tanti commenti politici a Trieste, lo ricordiamo, si vota, quindi anche per la par condicio citeremo i due più importanti, quello del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che dice servono misure draconiane per reprimere senza indugi ogni fenomeno di delinquenza che macchia l'immagine della nostra comunità, ponendo in serio pericolo l'incolumità dei cittadini. Oltre alla dura repressione ritengo necessario intensificare i controlli in quegli esercizi pubblici purtroppo molto spesso gestiti da stranieri che rappresentano un punto di ritrovo per soggetti pericolosi. Non l'abbiamo detto, ma il bar è gestito da cittadini cinesi che ovviamente nel contesto non c'entrano niente nel contesto delle indagini, anzi sono estranei. Per quanto riguarda Deborah Serracchiani, l'ex presidente della regione, parla di una sparatoria inaccettabile. La popolazione deve essere rassicurata che queste violenze saranno stroncate con la medesima severità, isolando gli elementi criminali che si annidano all'interno dei gruppi. Poi sempre l'ex presidente, oggi capogruppo del PD, Deborah Serracchiani, all'impegno delle forze dell'ordine dovrebbe unirsi un lavoro più concreto delle amministrazioni locali che della sicurezza hanno fatto bandiera, ma evidentemente con scarsissimo successo. Abita tra l'altro proprio in questa via a pochi metri dove è successa la sparatoria Andro Fu, personaggio pubblico che conoscete, che è diventato famoso anche facendo l'imitazione dei personaggi politici. Se non hai domande da studio io ti restituirei la linea, prima però ascoltiamo il racconto di Andro Mercù di quello che è avvenuto questa mattina. Beh, che dire, svegliarsi con una sveglia del tutto particolare è una novità a Trieste, perché di solito mi sveglio con una musichetta fastidiosa, no? La sveglia. Stavolta era ancora più fastidiosa e stavolta una cosa preoccupante. Mi hanno svegliato gli spari, visto che abito a pochi metri dal luogo dell'accadimento, e non è una bella cosa. Se anche a Trieste, una città che di solito è stata sempre tranquilla da questo punto di vista, dobbiamo incominciare a preoccuparci per sparatorie, chi lo sa per quale motivo, rese dei conti, affari loro, e via dicendo, insomma, c'è da preoccuparsi, veramente. Speriamo bene. Intervista realizzata da Alfonso Di Leva, che ringraziamo invece per il collegamento in diretta da parte del nostro Andrea Pierini. Voltiamo pagina, apriamo quella riguardante l'emergenza Covid. Il Friuli Venezia Giulia sta per raggiungere il 70% della popolazione vaccinata, alte le adesioni tra i giovani e giovanissimi e gli anziani, mancano alla pelle invece i trentenni fino ai cinquantenni. Mi auguro, afferma il vicepresidente Riccardi in un'intervista che sentiremo, che le manovre sul Green Pass portino i loro frutti, altrimenti l'obbligatorietà del vaccino è l'unica e ultima strada percorribile per la sanità pubblica. Oggi la campagna del porta a porta ha raggiunto Ertocasso. Sentiamo. I numeri non sono grandissimi, però tanti numeri, anche piccoli, sommandoli, fanno numeri importanti. Noi stiamo cercando di andare a convincere le persone. Non va nascosto che la nostra è una regione che segna una diffidenza nei confronti del vaccino importante e ci distanzia rispetto alle altre regioni almeno da 5-6 punti di differenza. Noi siamo intorno al 68% della platea. Questo 68% della platea diventa un 73 o 74 se viene considerata la platea dei vaccinabili, supera l'80% degli over 60, sta raggiungendo il 60% nella categoria della popolazione scolastica, quindi da 12 a 19. È chiaro che il grande assente è la fascia media, 30, 40, 50 anni. Io mi auguro che l'andamento del contagio in rialzo convinca le persone, che le manovre che sono possibili col Green Pass facciano comprendere che la vaccinazione è una cosa importante. È evidente che nel momento in cui dovesse essere necessario, perché il dato epidemiologico impone l'unica strada che rimane è anche quella, noi dobbiamo guardare alla salute delle persone. Quindi nel principio non è che io sono un ortodosso degli obblighi, però quando un obbligo diventa l'unica strada che rimane rispetto alla sicurezza sanitaria di tutte le persone, è chiaro che diventa una manovra di sanità pubblica.
162 contagiati di oggi, su 3.882 tamponi molecolari sono stati rilevati 144 nuovi positivi, tra cui 7 migranti richiedenti asilo a Trieste, con una percentuale di positività del 3,7%. Sono inoltre 5.662 test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 18 casi. Nella giornata odierna non si registrano decessi, persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, scendono a 48 gli ospedalizzati in altri reparti. Dall'inizio della pandemia i contagiati sono 111.428. Oggi si registrano relativamente alle strutture residenziali per anziani un contagio di un operatore a Trieste e sempre a Trieste anche di un ospite. Il Friuli Venezia Giulia è il palcoscenico mitteleuropeo di festival internazionali. La Regione sostiene le iniziative progettuali legate a questa tipologia di eventi, capaci di attrarre un numero elevato di visitatori, convogliare importanti flussi turistici, sostenere diversi settori economici. È uno dei concetti espressi dall'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini, intervenuto al meeting Eurofestivals FVG a Cividale del Friuli, dove è in corso Mittelfest. Grazie alla lungimiranza dei suoi amministratori, ha affermato Bini, Cividale è stata proiettata in una dimensione internazionale, tanto che, come ha riferito, ospiti illustri hanno scelto di partecipare al Mittelfest declinando altri inviti. Mittelfest, ha concluso Bini, ha cambiato marcia, riprendendosi il ruolo di vetrina internazionale che per lungo tempo lo ha contraddistinto. E ora ci spostiamo in Alto Friuli, andiamo a Sutri. Ho presentato questo pomeriggio il progetto per il presepe monumentale che sarà realizzato nel paese carnico per il Natale 2022 per la città del Vaticano. Da domani visibili le statue in fase di realizzazione per lo speciale edizione 2021 di Magia del Legno. L'intervista al sindaco Manlio Mattia, realizzata dalla nostra Paola Treppo. Quest'anno abbiamo in prima mondiale la presentazione del presepe in Vaticano, nel città del Vaticano nel 2022. Una rassegna che gli scultori presenteranno le loro statue e che saranno, come dicevo, presentate in Vaticano nel Natale 2022. Questa opportunità ci è pervenuta nel 2019 dicendoci appunto che per il 2022 saremmo stati incaricati a realizzare questa scultura e oggi presentiamo appunto questa magia del legno 2021. Abbiamo già cominciato mercoledì a realizzare le statue, sono arrivati gli artisti, per cui domani sarà il clou della giornata e saremo pronti nel 2022 per la rassegna presepiale in Vaticano. Un impegno per la nostra comunità, è un orgoglio sicuramente, ma anche un impegno che ci permetterà di avere visibilità mondiale, non solo per la nostra comunità ma anche per la Regione Friuli Venezia Giulia, di cui ringraziamo per il sostegno finanziario che ci ha dato. Jacopo Lorenzini, con l'elmo di Scipio, storia del risorgimento in uniforme, il vincitore dell'8ª edizione del premio Friuli Storia, assegnato da una giuria popolare composta da 300 lettori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Il volume di Jacopo Lorenzini ha ricevuto il 46% dei voti della giuria. La cerimonia di premiazione si terrà in presenza il 15 ottobre nella chiesa di San Francesco Udine, sarà parte della rassegna Udine Estate. Nella stessa occasione verrà consegnato anche il premio Fondazione Friuli Scuole. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo. Il tedesco Jonas Rapp a Piancavallo diventa leader infatti del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia. Vediamo. Il tedesco Jonas Rapp ha vinto per distacco la seconda tappa del 57° Giro internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia e conquista la maglia di leader della classifica generale con 10 secondi di vantaggio su Parra Cuerda e 1 minuto e 30 secondi su Antonio Puppio. Il tedesco si impone nella tappa più impegnativa attesa della competizione, 142 km da Casarsa della Delizia a Piancavallo. 159 concorrenti al via. Perché la gara entri nel vivo bisogna attendere quasi 60 km per assistere alla prima vera fuga di giornata. Ad evadere dal gruppone un terzetto composto da Verza, Zoccarato e Petrelli. I tre raggiungono un vantaggio massimo di 1 minuto e 8 secondi, resistono sul Gran Premio della giornata, quello di Clauzetto, ma vengono raggiunti al chilometro 88. Quindi un nuovo attacco promosso da 6 atleti che raggiungono 1 minuto e 20 secondi di vantaggio sul gruppo. Quando il plotone ha ormai messo nel mirino i fuggitivi, parte per primo lo spagnolo Egagna. È l'inizio della temibile salita al Piancavallo, traguardo reso mitico dal grande Marco Pantani, che qui vinse una tappa del Giro d'Italia nel 1998.
Su Egagna si porta Querda, ma è formidabile l'azione del tedesco Rapp che stacca tutti a 2 km dall'arrivo e piazza l'affondo vincente. Tutto ancora da decidere, domani ultimo grande spettacolo sulle strade del Friuli Venezia Giulia. Non ci sono ultime notizie dell'ultima ora, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata, arrivederci.